Noi veniamo tutti da esperienze molto diverse e io avevo fatto danza da piccola e quindi io quando ho fatto l'audizione per questo progetto pensavo di fare una cosa di danza. Poi quando ho iniziato così mi sono resa conto che in realtà realmente anche io sono l'unica che ha fatto danza prima. Tutti gli altri comunque avevano fatto canto, teatro, magari sport e quindi non era richiesto realmente quello, ma il lavoro che abbiamo fatto non era di danza, era cioè proprio soprattutto sulla presenza cioè sullo stare in scena. Poi quello che facciamo si adatta a chi siamo noi, cioè io che magari vengo da una certa esperienza porto in questo spettacolo quello che avevo con me, un'altra persona porta qualcos'altro, quindi non era richiesto saper fare qualcosa di specifico, cioè saper tirar fuori quello che si è comunque.